Un devastante incendio si è sviluppato giovedì 19 maggio alla AGEA Srl, azienda che si occupa di servizi ambientali in molti comuni abruzzesi e laziali, nella sede operativa situata nella zona industriale a San Giovanni, frazione del comune di San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell'Aquila. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l'incendio si sia sviluppato intorno alle 12:30. Le fiamme hanno interessato prima il deposito della carta, poi il deposito della plastica, fino a raggiungere anche la struttura dedicata agli uffici. Una colonna di fumo nero e denso ha invaso la zona, divenendo visibile dai comuni limitrofi. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri forestali del comune di Balsorano ed i vigili del fuoco di Avezzano, che hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme. In seguito all'incendio e dal fumo sprigionatosi dalla combustione dei rifiuti, il comune di San Vincenzo Valle Roveto ha invitato attraverso i canali social la popolazione a chiudere le finestre in via precauzionale. Il vicino comune di Balsorano, vista la situazione con apposite ordinanze, ha raccomandato alla popolazione di tenere le finestre chiuse, di disattivare gli impianti di areazione e di uscire di casa solo in caso di necessità. Anche il comune di Sora, a seguito dell'incendio, con ordinanza ha invitato la cittadinanza a tenere le finestre chiuse. L'impianto della GEA di San Vincenzo Valle Roveto già a luglio del 2019 fu interessato da un incendio che si sviluppò nel piazzale esterno per autocombustione.